Siamo nel territorio di Menfi e in questo territorio, che si affaccia di fronte all'Africa, nella parte sud-occidentale della Sicilia, nel 1958 2000 agricoltori illuminati si misero assieme e fondarono le Cantine Sette Soli. Le Cantine Sette Soli è il territorio ed è la comunità che vive in questo territorio. 2000 famiglie fanno gioco di squadra e insieme portano il meglio della viticoltura siciliana in giro per il mondo. Sono cresciuto in questo territorio e sono andato in giro per il mondo a gestire grandi imprese. Da 6 anni sono tornato e faccio il presidente della Sette Soli. Ho un grande sogno, quello di far diventare la Sette Soli un'azienda agricola globale. Questo significa attrarre nell'azienda giovani che parlino le lingue, che vogliono viaggiare e che vogliono portare il prodotto di questo territorio nel mondo. Sto creando quindi una squadra di giovani manager che assieme a quelli di esperienza possono veramente portare ricchezza nel territorio. Stiamo anche sviluppando progetti di nuovi prodotti, vini unici del territorio per alzare il valore della nostra produzione. Tutto questo dovrebbe portare a uno sviluppo agricolo del territorio, ma anche a uno sviluppo turistico, così che tanta gente interessata all'enogastronomia possa visitare questo territorio e godere delle sue bellezze. Il progetto Sette Soli, azienda agricola globale, ha generato grande entusiasmo nella comunità e in particolare nelle nuove generazioni. Le nuove generazioni vogliono sviluppare il loro talento e vogliono contribuire allo sviluppo del territorio. Ed il progetto Sette Soli dà loro speranza nella possibilità che la Sicilia possa muoversi verso uno sviluppo economico che guardi il mondo. La Sette Soli porta il prodotto di questo territorio nel mondo e le nuove generazioni vedono il mondo come la loro prospettiva. Il progetto Sette Soli ha aiutato anche lo sviluppo turistico. Attraverso il progetto di responsabilità sociale abbiamo finanziato il restauro dei Templi di Selinunte, un parco archeologico di 300 ettari che si trova nel nostro territorio. E questo sviluppo agricolo e turistico porterà sicuramente ricchezza e lavoro e speranza alle nuove generazioni.